Un interessante convegno si svolgerà il 3 e il 4 maggio presso l'Hotel della Valle. Il tema è la multidisciplinarietà e la riabilitazione, la gestione del paziente con patologie dello scheletro dall'età pediatrica in poi. Dottore, allora, un'iniziativa sicuramente interessante che vede anche la partecipazione di tanti suoi colleghi provenienti non solo dalla Sicilia ma anche dall'Italia. Sì, in tanti colleghi hanno accolto favorevolmente l'invito a partecipare in questo congresso e devo dire che si affronteranno argomenti di interesse trasversale, tutti quanti orientati a uno sfondo appunto di natura riabilitativa, ma si sottolinea appunto come la riabilitazione sia in realtà qualcosa di multidisciplinare e quindi tutti quanti i medici che affrontano un problema dal punto di vista specialistico interagiscono con tutti gli attori dei processi di riabilitazione dei pazienti e quindi spiega proprio come la medicina si evolva proprio verso una direzione riabilitativa. Si parlerà anche con un occhio particolare alle persone piccole, insomma, ai bambini, Ai no? piccoli, sì. Materialmente abbiamo diviso il congresso dal punto di vista dell'età, partendo appunto dall'età pediatrica, ma tratteremo anche i problemi dell'età adulta, passando per le problematiche legate dal piede piatto, ad esempio alla scoliosi, valutando le indicazioni o meno alla terapia ortesica e poi in una seconda giornata parleremo anche dei problemi legati alle fratture, alla traumatologia, nonché alla possibilità di poter utilizzare anche altri mezzi, quali ad esempio la camera iperbarica nel trattamento di patologie infettive, passando anche per i dolori articolari e alle indicazioni alla terapia ortesica o a terapie farmacologiche in condizioni di degenerazione articolare. Ecco, lei è primario qui in ospedale, nel reparto di fisioterapia. Qual è la situazione attualmente ad Agrigento in generale? Allora, diciamo che la situazione agrigentina della sanità è in piena evoluzione. Dobbiamo dire che dal punto di vista riabilitativo godiamo di un buon background, abbiamo una buona realtà materialmente che verrà a essere confermata nei prossimi giorni come unità operativa complessa e sotto questo punto di vista dobbiamo ringraziare le parti attive da parte della direzione aziendale, ma anche da parte appunto della regione che sotto questo punto di vista si è mostrata favorevole ad accogliere quelle che sono le indicazioni dal punto di vista pratico sulla effettiva efficacia dell'unità operativa di riabilitazione. Allora, diamo appuntamento allora al 3-4? Diamo appuntamento il 3-4 maggio ad Agrigento, all'Hotel della Valle, a parlare di multidisciplinarietà e riabilitazione, al primo Riabilitag.